Allora, cominciamo, buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere venuti stamattina qua. Premetto che l'invito a questa conferenza stampa è stato mandato a tutte le istituzioni competenti sulla questione, non solo le amministrazioni locali di tutto il circondario, non solo appunto i sindaci, ma anche consigli comunali di tutti i comuni vicino a Maniago e Fanna, e all'azienda sanitaria. Ho visto che ci sono alcuni tecnici, grazie di essere qua, e l'invito è stato mandato anche all'assessore regionale all'ambiente Saravito, che non vedo ovviamente. Prima di lasciare la parola, siccome appunto questa conferenza stampa tratterà e vuole presentare quelli che sono i risultati di alcune analisi che abbiamo svolto e presentare lo studio che abbiamo predisposto sul territorio come Movimento 5 Stelle, prima di passare la parola al tecnico, al dottor Green, che è il tecnico biologo, presidente e rappresentante in regione dell'ordine dei biologi, con il quale appunto collaboriamo e che ha eseguito le analisi e sta predisponendo appunto lo studio sul territorio. Io voglio fare un riassunto di quelli che sono gli accadimenti da dicembre, perché sappiamo tutto con la storia dei polli sul territorio, ma da dicembre ad oggi quello che è successo dopo che l'azienda sanitaria ha fatto le ultime due analisi a Campagna di Maniago e ha riscontrato appunto valori elevati di diossina negli ultimi due polli di dicembre. Cosa è successo? È stato ovviamente istituito già precedentemente un tavolo tecnico regionale che comprende tutte le istituzioni coinvolte, che non si capisce ancora bene cosa stia facendo nel dettaglio tecnico. Sono state annunciate dalle istituzioni sia comunali che regionali nuove analisi, dall'azienda sanitaria nuove analisi, nuovi campionamenti, nuove indagini a inizio anno questo. Le nuove indagini che sono state annunciate consistevano in campionamenti di uova. È stato annunciato che non si campionava più polli nel territorio, ma campioni di uova da parte dell'azienda sanitaria, campionamento di terreni, analisi delle ricadute delle emissioni delle aziende del territorio e uno studio incrociando i dati dell'azienda sanitaria, uno studio epidemiologico del territorio. Questo, come ricordavo, a inizio anno in seguito ai nuovi risultati. Da inizio anno ad agosto non si è più saputo niente, sono stati appunto annunciati imminenti queste analisi. Noi abbiamo fatto una richiesta di sapere a che punto sono queste indagini, perché io ricordo che secondo lo stesso catasto delle emissioni di ARPA ogni anno nel comune di Maniago vengono prodotte notevoli quantità di diossine. Siamo il quarto comune di tutta la regione per produzione di diossine, quindi è evidente che le tempistiche sono importanti, e anche se, come è stato sempre detto dalle istituzioni coinvolte, non si può parlare di allarme ambientale perché purtroppo i campioni sono ancora esigui, perché finora, fino a dicembre si parlava di 3 campioni risultati positivi per i quali non si può appunto prendere provvedimenti contingenti e parlare appunto di allarme ambientale, però è evidente che, data la produzione stimata dalla stessa ARPA di diossine sul territorio, se c'è questa ipotesi di possibile accumulo e inquinamento ulteriore sul territorio, forse delle tempistiche più celeri sono assolutamente doverose.
In seguito appunto alla mia richiesta di sapere a che punto sono le nuove indagini, ho ricevuto le risposte sia di ARPA che di azienda sanitaria in agosto, che rispettivamente mi dicevano ARPA che stava semplicemente, oltre a predisporre lo studio delle ricadute delle emissioni sul territorio, stava supportando l'azienda sanitaria nella predisposizione di un protocollo di campionamento dei terreni, questo da parte delle azioni appunto che stava eseguendo ARPA. L'azienda sanitaria invece, come forse avrete sentito anche appunto da interventi nei media, mi ha risposto che erano in procinto, diciamo, di analizzare, di fare dei campioni di uova, 2 campioni di uova che fino appunto a quel momento non erano stati in grado di recuperare, perché testualmente tutti gli allevatori, sia privati che diciamo che allevano per commercio, hanno dichiarato appunto di non allevare più questo tipo di animali, e questo veniva giustificato, ripeto, dal direttore del Dipartimento di Prevenzione, probabilmente per diretta conseguenza delle comunicazioni della stampa, che quindi ha allarmato eccessivamente i cittadini e gli allevatori e ha portato i proprietari a macellare i capi. Allora non entro nel merito di questa risposta, anche perché dopo un mese della settimana scorsa la notizia che comunque l'azienda sanitaria sia finalmente riuscita a recuperare dei campioni di uova, ben 24 campioni di uova in 3 punti, ovviamente alla fine essendo 8 uova per campione, il quantitativo minimo, insomma, per riuscire ad avere l'analisi avremo 3 campioni di uova, 2 credo nella zona del Maniaghese, di Campagna di Maniago, e 1 comunque nel circondario. Quindi evidentemente, insomma, le conclusioni precedenti di un mese prima di azienda sanitaria, che tutti avessero macellato le uova, che ci fosse questa forma di allarme degli allevatori, in realtà non ha trovato riscontro. E non ha trovato riscontro anche perché nel frattempo noi come gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle abbiamo, con appunto l'aiuto e la collaborazione anche dei cittadini del territorio, abbiamo trovato in giugno prelevato 5 nuovi campioni di pollo allevati sul territorio di Maniago e Fanna. Tra Campagna di Maniago e Fanna sono stati fatti questi nuovi campionamenti. E oltre a questo abbiamo fatto partire appunto lo studio di cui dopo parleremo, che coinvolge 20 famiglie del territorio che molto in sintesi terranno per 18 mesi dei polli, delle galline, tutte provenienti dallo stesso allevamento, e che quindi daranno modo alla fine di questi 18 mesi, con appunto delle analisi, di avere un po' quello che è il quadro della situazione, perché l'unica differenza appunto che hanno queste galline, che verranno alimentate con lo stesso mangime e provengono appunto dallo stesso allevamento, sarà il luogo dove queste hanno per 18 mesi appunto beccato il terreno dove vivono. Gli esiti di queste analisi, che su delle prime 5 analisi di cui parlavo prima, che su 5 campioni 3 hanno dato un riscontro molto oltre il limite di legge per quanto riguarda la diossina. È un risultato nello specifico rispetto a 2 campioni, parliamo di un peggioramento
rispetto ai precedenti campioni analizzati, perché arriviamo anche a 6 volte superare il limite di legge. Appunto, come dicevo, 3 superano il limite di legge, 2 non lo superano ma comunque ci vanno abbastanza vicino, e di nuovo rispetto a quello che si sapeva fino ad oggi, che comunque molti di noi sospettavano, è che non è solo il territorio di Maniago che è coinvolto, ma appunto 2 di questi polli fuori norma sono nel territorio di Fanna, del comune di Fanna, e quindi appunto questo dimostra che non ci si può, diciamo, limitare a pensare che sia un problema relativo solo a Maniago e Campagna di Maniago, ma sarebbe bene capire qual è la situazione appunto nei comuni limitrofi, che comunque risentono delle emissioni, della ricaduta delle emissioni magari degli impianti presenti sui comuni, su altri comuni. I risultati di queste nostre analisi sono stati inviati a tutte le istituzioni, ai sindaci dei 2 comuni per conoscenza, visto che sono i rappresentanti e i tutori della salute dei cittadini. Sono state inviate ad azienda sanitaria, ad ARPA, alla direzione centrale regionale per l'ambiente, e sono state inviate anche per conoscenza alla procura di Pordenone, visto che comunque ci sono degli esposti pendenti, insomma depositati, che riguardano questo caso, ed è giusto che abbiano anche questi ulteriori risultati, insomma. Aggiungo una cosa che ritengo fondamentale e che trovo pericoloso sotto un certo punto di vista, che continui ad essere taciuta per evitare di fare allarmismo. Io lo dico, l'ho detto anche in aula del Consiglio regionale questa settimana, in seguito a un'interrogazione che ho presentato all'assessore. Non ho paura di passare per allarmista, ma non possiamo nascondere la testa sotto la sabbia e far finta che alcuni di questi campioni risultati positivi e molto fuori dei limiti già di quelli precedenti siano stati allevati e vivano, insomma, vicinissimo a delle scuole o a degli asili. Quindi, e questo dovrebbe quantomeno, diciamo, non creare un allarme, ma farci porre delle attenzioni maggiori. Ad oggi ancora i cittadini non hanno indicazioni su quello che devono fare, e questo lo trovo molto grave. Già appunto in seguito alle analisi di dicembre, sempre perché appunto i campioni erano pochi, non ci si poteva fare ordinanze da parte dell'azienda sanitaria o del comune, però ritengo che appunto lasciare assolutamente nell'interrogativo più assurdo i cittadini su quello che devono fare con i polli che allevano o con le verdure che comunque coltivano nel loro orto è ingiustificato, ancora di più alla luce degli ultimi risultati delle nostre analisi, che appunto, ripeto, sono state inviate a tutte le autorità e le istituzioni che tutelano la salute dei cittadini. In aula di Consiglio regionale questa settimana, in merito appunto a una mia interrogazione su quello che sta facendo ARPA in questo caso, mi è stato risposto che finalmente è stato spedito a tutte le istituzioni il protocollo di campionamento dei terreni,
che c'è voluto che le tempistiche sono corrette, perché lo studio e l'elaborazione di questo protocollo richiede comunque un certo tempo, ed è giusto che sia il risultato, insomma, di un lavoro di un certo tempo. Mi riservo, ho già fatto richiesta di avere questo protocollo di campionamento, quindi nel merito mi riservo di eventualmente, insomma, commentarlo e analizzarlo in seguito. C'è da dire che sempre ricordando che parliamo di un comune che è il quarto per produzione di diossina secondo la stessa valutazione dell'ARPA, forse uno studio, ad esempio, della ricaduta delle emissioni delle attività industriali presenti sul territorio sarebbe il caso che venga fatto a priori, e non che si debba arrivare a un riscontro delle analisi che vengono fatte per dire valutiamo qual è la ricaduta delle emissioni data proprio l'elevata produzione stimata di diossina. Quindi visto che nella nostra regione abbiamo in particolare 6 comuni che sono stimati con una produzione elevata di diossina, in questi comuni lo studio della ricaduta delle emissioni degli impianti produttivi andrebbe fatto, una mia valutazione, a priori, perché è compito di ARPA valutare questa cosa. Sull'esecuzione di chi farà questi campionamenti, dalle risposte che mi vengono date io ancora non ho capito, e ve lo dico, se magari mi verrà chiarito da rappresentanti istituzionali che sono in sala oggi, vi ringrazio, perché ci sono appunto delle dichiarazioni un po' fumose in merito. Non ho ancora capito se sarà l'azienda sanitaria a eseguire i campioni dei terreni o ARPA, come credo che sia più corretto. Dalle prime indicazioni che sono emerse dalle dichiarazioni dell'assessore Monet anche qua in sala, sembrerebbe che forse appunto sono dichiarazioni in seguito alla lettura del protocollo che io non ho ancora avuto modo di vedere. Sembrerebbe che i campionamenti di terreno verranno fatti in 3 punti, ovvero si concentreranno in 3 zone, ovvero quelle prospicenti gli impianti produttivi più impattanti, quali la Pandolfo, la ZML e il cementificio di Fanna. Ripeto, siccome mi auguro che non sia limitato a queste zone il campionamento dei terreni, perché se può dare un'indicazione di quella che è la ricaduta nell'immediata vicinanza di una possibile fonte produttiva, non risponde però a quelle che sono le preoccupazioni dei cittadini, ripeto, soprattutto visto che alcune evidenze dei campionamenti fatti sui polli erano appunto vicino a luoghi molto sensibili. Quindi il mio augurio è che i campionamenti dei terreni vengano fatti anche nei luoghi sensibili, proprio per tranquillizzare la popolazione che poi vive su quei luoghi. Un'altra questione che ho già sollevato prima, abbiamo come prima risposta ai cittadini da parte dell'amministrazione regionale era stato istituito un tavolo tecnico che comprendeva, oltre all'assessore all'ambiente, i sindaci e le amministrazioni comunali coinvolte, l'azienda sanitaria, ARPA. Ad oggi non si sa quale lavoro stia svolgendo questo tavolo tecnico, e farò esplicitamente una richiesta di poter partecipare, anche perché risultano membri di questo tavolo tecnico 2 consiglieri regionali del Partito Democratico, che non mi risulta si siano mai particolarmente interessati della questione, e quindi o
il tavolo è un tavolo politico e quindi riguarda la maggioranza, un tavolo di confronto interno della maggioranza, oppure, data la presenza appunto di consiglieri regionali al suo interno, non si capisce con quale criterio convocati, chiederò se è veramente un tavolo tecnico di farne parte per poter capire che lavoro stanno eseguendo. Ricordo, prima di passare la parola al dottor Grimm, che stiamo ancora aspettando la sentenza del Consiglio di Stato, della quale io non so se l'amministrazione comunale presente, visto che è parte in causa, ha delle notizie nuove, ma doveva uscire la sentenza, se non sbaglio, a fine febbraio e ancora non è uscita. Capite bene che noi siamo, mi metto anch'io perché vivendo comunque non lontano da qua, credo che non sia rispettoso appunto dei cittadini, del territorio, le tempistiche che vengono proposte dall'azione delle amministrazioni coinvolte. Parlo soprattutto appunto delle istituzioni sia regionale, che dovrebbe dare una risposta di un certo tipo, che appunto le amministrazioni comunali coinvolte, e qua non parlo solo di Maniano, ma parlo anche del comune di Fanna, che non si è mai interessato e anzi è uscito con delle dichiarazioni molto azzardate e pesanti sulla questione del cementificio, sul fatto che non inquini, ed è una valutazione assolutamente non fondata su alcun elemento tecnico. E quindi noi come Movimento 5 Stelle abbiamo appunto voluto dare una forte indicazione di quelle che dovrebbero essere le risposte di un'amministrazione sia regionale che appunto comunale alle preoccupazioni dei cittadini. Io passo la parola per un'analisi di quelli che sono appunto i risultati dei primi campionamenti e nello specifico di quello che è lo studio che abbiamo fatto partire sul territorio, e dopo vi invito, se ci sono interventi o domande che volete porre, a farcele tranquillamente. Grazie. Innanzitutto ringrazio tutti voi e Eleonora qui presente del Movimento 5 Stelle, anche per la loro, come dire, capacità e velocità di affrontare certi problemi che sono piuttosto importanti per il territorio e per voi che ci vivete e soprattutto per i ragazzi che dovranno viverci nel futuro. Purtroppo la politica odierna, lo dico perché mia sorella è presidente del PD regionale e lo dico in maniera così un po' sconcertata, vedo che a volte la politica odierna rispetto alla politica di 20-30 anni fa non riesce ad andare oltre i 5 anni del proprio mandato. E quando all'epoca scoppiò il problema delle diossine al petrochimico di Venezia, ero CDP, cioè consulente tecnico di parte per l'azienda chimica nel processo Casson, nel processo del petrochimico. A seguito di ciò e anche grazie ai lavori fatti anche con l'ASI 12 veneziana, quella volta capitanata per il settore ambientale dal friulano Franco D'Andrea, persona che purtroppo non c'è più ma che ha dato un enorme aiuto nell'area veneziana su questi problemi qua, e ho fatto parte del tavolo tecnico dell'Istituto Superiore di Sanità per la definizione dei limiti che ancora allora non esistevano negli alimenti proprio sulle diossine. Abbiamo parlato delle diossine, a volte si dice diossina, io scusate se mi permetto un attimo di spiegarvi cosa sono. In realtà sono una serie di composti, sono più di 200 composti che si suddividono essenzialmente in 3 categorie, in 3 grosse famiglie, e si parla di diossine, furani e policlorodifenili, PCB.
praticamente sono 3 famiglie di composti nate quasi tutte un poco più di 100 anni fa grazie all'industria chimica, in gran parte anche brevettate dall'industria chimica italiana. E all'inizio erano prodotti di scarto, riguardavano la produzione della soda e dei saponi e quindi i processi elettrolitici che permettevano appunto di ottenere la separazione di cloro e sodio dal sale. Il cloro avanzava con il latte, non si sapeva cosa farne e nacque, grazie appunto a questi processi elettrolitici, nacque praticamente l'industria del cloro. E per anni si pensava che l'ipoclorito di sodio, il barichino, che conosciute benissimo, potessero essere comunque dei composti senza grossi problemi a livello ambientale, e poi purtroppo, come sempre accade, come spesso accade, solo grossi incidenti portarono le amministrazioni, la chimica e magari qualcuno che già anche lo sapeva come i imprenditori a capire che in realtà queste sostanze fossero altamente pericolose. E vi ricordate di Mesa, il Seveso e più recentemente quello che è successo in Belgio. Praticamente sono stati sempre questi incidenti che hanno comportato sia morti, malattie o altro, a portare dopo delle legislazioni che andassero a prevedere e a controllare sull'ambiente quello che poteva accadere. Il problema praticamente di queste diossine, come possiamo chiamare diossine, è che purtroppo appartengono alla categoria dei POPs, praticamente dei contaminanti organici persistenti. Quando vengono prodotte, essendo delle molecole assolutamente artificiali che la natura non conosce, quando arrivano al fegato della gallina o uno di noi, il fegato dice che è questa, avanti un'altra e se la tiene. E non esistono batteri che le riconoscono, e per la maggior parte di queste servono 20, 30, 40 anni come tempi di dimezzamento. Tempi di dimezzamento vuol dire che se io prima avevo 1 grammo, fra 40 anni non è che è sparita, ma avrò mezzo grammo. E secondo me questo è uno dei grossi problemi anche di quando vengono rilasciate le autorizzazioni ambientali, perché spesso ci si dimentica che queste sostanze, quando prodotte, restano nell'ambiente. Abbiamo parlato di diossine, voi ricordate probabilmente con le diossine si pensa ai problemi della cancerogenicità delle diossine, e questo è vero, è verissimo, però anche osservando, prima Eleonora ha accennato al fatto che adesso ci interessa anche dal punto di vista epidemiologico da parte dell'ASL locale, e non sono solo cancerogene. E come verremo a vedere, purtroppo quelle che abbiamo trovato qui nell'area del Magnaghese in realtà non sono diossine. La quantità di diossina è piuttosto bassa. In gran parte sono policloropifenili. Questo anche, d'altra parte, anche per venire in aiuto, anche per capire, ci assicura che sono composti prodotti dall'industria. Perché in realtà le diossine, esistono alcune diossine, ma proprio diossine, quindi non furani e non policloropifenili, esistono anche in natura, nel senso che se noi abbiamo delle legna con molta resina dentro, quindi quella che voi sapete non si dovrebbe mai usare in un caminetto e ancor meno per cucinare, quindi l'abete, l'arice, il pino, quando brucia l'abete e l'arice e il pino rilascia diossine. L'altra fonte naturale, l'unica altra fonte naturale praticamente esistente in natura, sono eruzioni vulcaniche, dove ci sono effettivamente quantità di cloro a disposizione e la combustione vulcanica con la presenza di cloro può emettere diossine. È una cosa abbastanza rara, però è accaduta. Abbiamo trovato praticamente con sorpresa resti di diossine risalenti a 40-50 mila anni fa, che derivavano da grossi incendi avvenuti nella parte del nord Europa, quindi zona Svezia e Norvegia. Il resto però, ad esempio i policloropifenili, sono appunto dei composti nostri, creati dalla nostra industria e inventati circa 100 anni fa. Il problema è che, a differenza delle diossine, alcuni policloropifenili vengono scambiati dal nostro organismo come a livello ormonale, nel senso che assomigliano molto degli ormoni che sono presenti nel nostro corpo. Per cui una delle preoccupazioni a livello chiaramente sanitario che dovrebbe esistere su questo territorio, e chiederemo dei controlli a proposito,
sono tutte le disfunzioni ormonali, soprattutto tiroidee, che possono essere causate da questi composti e possono causare, vi dico subito, dei problemi a livello di sviluppo, glicemia, quindi disfunzioni glicemiche o ipoglicemia o iperglicemia. La ricerca è partita grazie al Movimento 5 Stelle e a Eleonora Frattoni qui presente, perché evidentemente c'era una certa ansietà da parte della popolazione, perché all'inizio si era arrivati a certi risultati che riguardavano fatti dall'ASL tramite il profilattico e chiaramente tramite il laboratorio di Teramo, che è il rappresentante nazionale, cioè il laboratorio accreditato nazionale per le analisi sulle diossine, e alcune analisi comunque hanno creato un po' di preoccupazione, e poi c'è stata, come ha detto Eleonora prima, una frenata da parte delle istituzioni, delle amministrazioni pubbliche. E per rispondere a questo vuoto siamo intervenuti noi creando questo progetto che è suddiviso essenzialmente in 2 fasi. Una prima fase, che forse poteva essere studiata anche meglio, ma dopo vi spiegherò perché, una prima fase di ricognizione sul territorio e quindi di ulteriore campionamento che andava ad aggiungersi a quello fatto già dalle ASL e su un territorio lievemente più vasto, perché infatti siamo andati anche non solo a Campania di Magnaro, ma siamo andati anche fino a Fanna, e a me dispiace adesso dire che forse era meglio andare anche un po' più di là, anche un po' più in là, ma è una cosa che chiaramente si scopre dopo con i primi risultati. E dopo, soprattutto, quello che è più importante è l'aver cercato, grazie a una collaborazione fantastica dei cittadini, devo dirlo, e sempre lo dirò e raccomanderò a tutti che venga detto, una collaborazione fantastica, perché 20 famiglie sono dette disposte ad accettare delle nostre galline e ospitarle per 18 mesi, forse anche per 2 anni, nel loro pollaio. Perché abbiamo fatto questo? Perché quando noi andiamo a vedere i risultati fatti già precedentemente da parte dell'ASL, viene data poca importanza all'età delle galline e non viene creata una correlazione, una curva età-inquinamento. Come vi ho detto, le diossine sono sostanze che si accumulano nel nostro corpo e anche in quello delle galline, non vengono buttate fuori, e per cui col passare dei mesi aumenta il tasso di queste diossine all'interno del nostro organismo o di quello delle galline. Creare una curva, una correlazione tra i vari campionamenti, che sono ancora pochi, perché sommando i nostri e quelli dell'ASL non si arriva nemmeno a 10 campionamenti, che sono veramente pochi. Però quando avremo un numero congruo di campioni, potremo creare questa curva e, assieme, spero, in un ambito di tavolo tecnico, come sempre si fa, si potrà dire alla popolazione che per il momento è sconsigliabile consumare galline oltre una certa età. Questo lo sapremo probabilmente fra 1 anno, fra 2 anni, comunque è una cosa che comunque dovremo dire alla popolazione. A me spiace dirlo perché evidentemente l'allevamento delle galline in casa fa parte di una cultura che è insita su questo territorio qui, ma non solo su questo territorio, perché lo trovate dalle Alpi, dalla Francia, lo trovate in Germania, lo trovate in Polonia, lo trovate nell'ex Jugoslavia, in Grecia, cioè fa parte di una cultura che è estremamente diffusa. Il problema importante è che chi ha delle galline a casa, chiaramente, galline ovaiole, usa anche le uova. E questo chiaramente è un alert che bisogna lanciare rapidamente alle ASL, perché se delle galline sono piuttosto anziane, però sono ancora capaci di fare uova, è probabile, è possibile, perché dobbiamo controllarlo chiaramente, che anche le uova abbiano dei tassi di diossine abbastanza elevati. Siccome quelle uova fanno parte dell'alimentazione normale della nostra famiglia e spesso vanno a finire in dolci, frittato o altro che proprio vengono date anche ai bambini, e dobbiamo stare molto attenti anche su questo tipo, su questa parte, diciamo, di ricerca e di analisi, cioè una cosa che dobbiamo fare molto rapidamente. E non so come si passa con le prossime diapositive. Ti chiedo scusa, Greta. Ecco, forse questa è una delle cose più, scusate mi alzo, questa forse è la diapositiva più importante, perché praticamente qua vedete sulla destra abbiamo i nostri campioni di gallina, che abbiamo dato il nome Adelina, Beatrice, Doris e Nestra. Sono i primi praticamente, i primi 5 punti.
sono dei campioni che hanno dei valori abbastanza elevati. Le altre sotto, da dirci in poi, sono quelle che sono state fatte dall'ASL, praticamente a partire dal 2015, dal 2015. Qui vedete solo i policlorobifenili, perché erano, vi ho detto, la parte più importante. Era inutile mettere in grafico anche i diossine e i furani perché rappresentavano delle parti molto inferiori. La scala è una scala logaritmica, perché era l'unica maniera per vederle tutte assieme. E voi sapete che appunto, mentre le nostre galline, quelle fatte più recentemente, hanno dei valori piuttosto elevati, quelle fatte un anno fa e anche più recentemente, a dicembre 2015, dall'ASL, hanno dei valori piuttosto inferiori. La cosa importante però dal punto di vista scientifico per me è che, come vedete, i rapporti fra i vari componenti dei policlorobifenili sono assolutamente gli stessi, cioè queste linee sono delle linee fra loro parallele. Questo è importante dal punto di vista scientifico innanzitutto perché cosa vuol dire? Che i laboratori dell'ASL, cioè quello di Teramo che ho nominato prima, lavora alla stessa maniera del nostro laboratorio a cui abbiamo affidato i campionamenti, cioè a cui abbiamo affidato le analisi. E questo è importante perché anni fa non accadeva semplicemente che andando in laboratori diversi si riusciva ad avere sul stesso campione risultati diversi. Questo è stato uno sforzo enorme fatto, devo dire, dall'Unione Europea, che ha imposto dei protocolli su tutto il territorio europeo. A dire il vero c'erano già delle spinte da parte dell'Organizzazione Mondiale di Sanità affinché avvenisse tutto il mondo, ovviamente sta accadendo. In Europa ci siamo tutti unificati e quindi possiamo dire che i due laboratori a cui abbiamo affidato questi campioni hanno lavorato alla stessa maniera, raggiungendo dei risultati praticamente uguali, simili. L'altra cosa importante, diversa, è una considerazione spazio-temporale. Queste galline, questi campioni, che sono 9, derivano da zone diverse, però hanno sofferto lo stesso tipo di inquinamento. E dal punto di vista temporale, i primi campioni risalgono a luglio 2015, gli ultimi ad agosto 2016, a luglio 2016. E quindi vuol dire che in un anno non è cambiato nulla. Da questo grafico, che penso potrebbe essere anche, volendo, anche la parte conclusiva, si può evidenziare che la fonte inquinante, o forse anche se possono essere più fonti, però sono vicini tra loro, è esattamente la stessa. E tutte queste galline, vi ricordo che alcuni erano dei pulcini di 70 giorni presi a Montereale Valcellina, le altre, il punto opposto, sono delle galline vecchie prese a Fanna, galline che avevano più di 4 anni d'età. Chiaramente varia tantissimo perché i pulcini probabilmente è una delle linee più in basso, mentre quella di Fanna è una delle linee più in alto, però hanno sofferto tutti la stessa tipologia di inquinamento. E quindi quando noi andremo con i prossimi risultati, con le prossime analisi, a ricercare chi è l'autore, chi è la fonte inquinante, sappiamo che probabilmente è solo una e che l'inquinamento è abbastanza esteso. La cosa che ha preoccupato me è che purtroppo probabilmente potevamo allargare molto di più l'area di campionamento. Guardiamo un attimo le prossime, forse non sono nella stessa questo si fa un attimo del... Ecco, questa è praticamente l'idea del reticolo su cui fare la ricerca. Parte da cosa? Che fra le galline che abbiamo esaminato noi fino adesso non sapevano assolutamente nulla della loro storia. Era difficile anche risalire l'età, perché magari la persona dice ma sì, quella ha circa 2 anni, no, forse 3 anni, ma non ricordo, cioè non è facile anche risalire l'età. E soprattutto non sappiamo cosa avevano mangiato nel loro passato. Quindi la nostra idea, dal punto fondante della ricerca, abbiamo preso delle galline che erano perfettamente consanguinee, quindi fra loro geneticamente molto simili, quindi non ci sono differenze in quello che potrebbe essere appunto una differenza genetica a livello di alimentazione, non tanto di alimentazione, ma di quello che è la digestione, di quello che uno mangia. E partendo da galline molto simili fra loro, praticamente sono sorelle fra di loro, le abbiamo distribuite sul territorio e abbiamo praticamente a queste persone che stanno partecipando con noi nella ricerca, abbiamo fornito anche mangime, in maniera che tutte queste galline, questi gruppi che sono praticamente 40 galline suddivise per 20 punti, mangeranno per 18-20 mesi lo stesso cibo. Alla fine di questa ricerca, le eventuali differenze
tra le varie galline potranno derivare solo e esclusivamente dal punto in cui sono e dalle caratteristiche del terreno in cui loro vanno a bucare, praticamente a raccogliere quello che possono dal terreno. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha raccomandato, già purtroppo ormai sono passati quasi 10 anni, però come sempre noi arriviamo sempre più tardi, ha raccomandato l'uso delle galline per andare a fare ricerche sul territorio proprio sulle diossine, perché purtroppo l'incidente del Belgio, dove una ditta ha inserito grosse quantità di peci di policlorobifenile nel mangime, pensando di alzare il livello di grassi del mangime stesso, questi mangimi sono stati distribuiti per tutta l'Europa praticamente, purtroppo. Però grazie a questo incidente abbiamo creato una legge sui mangimi che prima non esisteva, e quindi anche il controllo sui mangimi. A questo punto si sono accorti che le galline, grazie al fatto che cercano nel terreno qualcosa di minerale, piccolo pietrame o altro, mangiano tutti i vermi che sono nel terreno o altro, danno delle indicazioni precise sul tipo di inquinamento che soffre il cosiddetto topsoil, cioè la parte superficiale del terreno, dove ricade quello che viene prodotto dall'industria. Prima Eleonora parlava dei campionamenti in terreno vicino all'industria. Questo, secondo me, dalla mia esperienza fatta anche a Petrochimico, ma anche in Sardegna, all'Enicum della Sardegna, è praticamente un po' difettoso come ricerca, come impostazione di ricerca, perché le diossine sono dei composti inodori, incolori e piuttosto leggeri. Quando sono prodotti da combustione, quando escono dal camino dell'industria, vanno piuttosto in alto e prima di ricadere fanno chilometri. Quindi quando si va per assurdo, quando si va a fare l'analisi del terreno accanto all'industria, quasi mai si trovano, perché nel frattempo hanno fatto tanta strada. Questo succede quasi sempre, soprattutto se c'è una produzione continua, perché anche avendo sotto di sé, qui pensate essere una piccola molecola di diossina sparata in aria, se sotto di voi continua a venire su aria calda, non ricadete qua, ma ricadete con un po' più in là. Andiamo forse con la prossima, ma penso che la cosa è essenzialmente già detta. Sì, sono un po'. Ecco questa. Grazie. Praticamente qua abbiamo riassunto i campionamenti fatti dall'ASL, l'Istituto Zooprofilattico del Venezia, sono questi segnati in nero. I nostri sono quelli segnati in rosso. E quello che vi dicevo prima è che anche se questo valore sembra basso, 0,16, in realtà è di una piccola gallina di 70 giorni d'età. Come abbiamo visto prima, se rapportato con le altre più anziane, effettivamente potrebbe rientrare una logica di acquisizione delle diossine e di aumento regolare, mese per mese, delle quantità che ci sono. Le differenze che voi vedete, infatti, non è che questa sia più inquinata perché è più vicina alla fonte di inquinamento. Quando noi per adesso siamo andati a confrontare questi vari numeri, ci siamo accorti che la differenza fondamentale è semplicemente l'età della gallina. Quindi per adesso non si può ancora dire che c'è la fonte inquinante qua o piuttosto la sua fanna dove abbiamo trovato ben 12. Vi ricordo sempre che il limite è 3, il limite di legge, e il limite riguarda praticamente gran parte di tutti gli alimenti, nel senso che sono sia carni, sia qualsiasi tipo di cibo, deve avere questo limite 3. Non vi spiego come viene calcolato il 3 perché staremo ancora qui ora. E praticamente da come vedete la mia preoccupazione, di cui dicevo prima, è che se abbiamo trovato la stessa tipologia di inquinamento sia qua, sia a Magnago, sia la sua fanna, probabilmente sarebbe stato bene anche allargarsi un po' verso est, verso Arba o altrove. La prima analisi fatta sugli andamenti dei venti in atmosfera sembrerebbe, perché i dati sono anche difficili da trovare e non sono sempre affidabili, sembrerebbe in effetti che voi in questa zona qua non avete un vento forte dominante, come potrebbe essere per la Bora a Trieste. Qua effettivamente ho visto che ci sono delle brezze, chiaramente, che vanno dalla montagna verso la pianura e delle altre brezze che in un orario diverso vanno dalla pianura verso la montagna, però non c'è una definizione precisa di venti, per cui
non sapendo ancora qual è la fonte inquinante, quella che emette praticamente queste diossine, questi composti, per adesso per noi questa prima parte di ricerca è ancora difficile individuare dov'è. Penso che altro non... Se dovete fare domande. Prima di lasciare spazio agli interventi e alle domande aggiungo una cosa. Un altro, e forse anche per quello che mi riguarda, importante scopo di questo studio, di questa ricerca, è anche dimostrare che la normativa regionale che si occupa di autorizzazione agli impianti del territorio è carente perché non tiene conto dell'impatto cumulato di tutti gli impianti. Qua nel territorio abbiamo diversi impianti che tutti magari che rispettano i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni, ma che assommando diciamo tutte la produzione di diossina o emissioni che c'è sul territorio hanno un impatto eccessivo per un territorio come questo, e quindi grazie magari anche a questo studio dimostrare che c'è un territorio che è già fortemente impattato e compromesso dalle attività presenti, e forse è il caso di rivedere delle autorizzazioni che sono state date nel frattempo a aumentare la produzione di emissioni che comprendono anche le diossine, perché non nascondiamocelo, avremo un cementificio che brucerà rifiuti e che quindi andrà a produrre ulteriori diossine sul territorio, e quindi fare una riflessione seria in merito. Questo è anche una questione assolutamente da affrontare a livello anche normativo, e rivedere quelle che sono le procedure autorizzative degli impianti su un territorio. Io adesso lascio spazio, se